Continuiamo a parlare di sanità che, lo ricordiamo, ha chiuso il proprio bilancio regionale inattivo. Ora una piccola rivoluzione anche nel Veneto orientale, dove d'ora in avanti sarà più facile ottenere i referti direttamente a casa grazie al servizio online. Il progetto di sanità digitale avviato dalla Regione va avanti a passi spediti. Da oggi anche gli utenti dell'USL 10 del Veneto orientale potranno scaricare i propri referti online direttamente da casa, un'opportunità che adesso vale per l'80% dei veneti e nell'USL 10 anche per i suoi 16 milioni di turisti che ogni anno arrivano sulle spiagge del litorale. Basterà un clic sul sito dell'azienda sanitaria e il referto degli esami di laboratorio sarà consultabile o scaricabile digitando il codice fiscale e quello stampato sulla ricevuta della prestazione eseguita. Per i cittadini un risparmio di tempo e denaro. Pensando ai trasferimenti dei cittadini, la benzina, il tempo magari di lavoro sottratto ad attività produttive, noi abbiamo calcolato che ci sarà, per quanto riguarda i cittadini del Veneto orientale, un risparmio di circa 3 milioni di euro. Va detto però che non tutti gli utenti sono collegati a internet o hanno un computer. La Regione intanto ha già quantificato un risparmio dal digitale di diversi milioni di euro, una boccata d'ossigeno per il bilancio della sanità che non senza difficoltà chiude in pareggio. Risparmio e razionalizzazione restano gli imperativi del nuovo piano sanitario. Tutte quante le USA hanno una situazione particolare, faccia conto che è circa 15 anni che non si mette mano e che non viene approvato un nuovo piano sociosanitario, quindi c'era necessità anche alla luce dei cambiamenti, è un'opera estremamente necessaria che porterà solo benefici e non tagli. Sacrosanto pareggiare il bilancio, commenta il segretario regionale della NAO calabrese, ma senza pesare sulle spalle dei medici e del personale sanitario. Secondo la CIMO, altro sindacato ospedaliero, si calcola che ogni medico ha dato da 50 a 100 ore l'anno di straordinari non pagati, necessari vista la carenza in Veneto di 1000 medici.